Vediamo che ci fa. Vabbè. Yakumalika! 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 Ma non me l'aspettavo! Ma assurdo ragazzi, ma non sono shoot! Ma mi raccomando, Ma stasera la pressione però aumenta! fai bene, oggi è tutto pressione, vai. Mamma mia! Guarda, partita finita, ho vinto! Stai pure segnando. Stavo pure segnando, quindi oltre al procuratore pure... Facciamo una cosa là. Voglio capire una cosa, perché sei venuto? Cioè posso sapere, dopo i festeggiamenti perché sei No, però me venuto? lo sto dicendo. No, perché non me l'aspettavo! Allora, goditi la festa. Festeggi, poi domani mando un messaggio e ti chiudo tutto. Vai. Goditi la serata. Aspetta un attimo però, informatore, ti prego, non ce la faccio più. Devi dirmi adesso chi sei. Ciccio, sei tu Ciccio. Ciccio, sei tu. Oh, Gio, sveglia. Sì, Ma che Ciccio? Quale Ciccio? Guarda come stai, oh. sei tu Ciccio. Ma chi Ciccio? Ciccio Gamer. Ciccio, Ma che Ciccio che ha avuto? Oh, forza, dai, mamma come sta? Dai che dobbiamo andare al lavoro, forza. Ma che stai guardando? Ah, ok, siamo arrivati, qua era la riunione oggi. Già, Sì, mi sembra che era questo. madonna che ansia, oh. Ma che ansia, Gio, stai sereno, dai, non ti preoccupare. No, invece mi preoccupo. Dai, ci siamo impegnati tanto, l'unica cosa è che oggi te la vedrai da solo. Come da solo? Eh sì, io ti ho aiutato tanto, sei cresciuto molto in questo percorso, hai imparato tante cose, Gaetano ti darà una mano, io più di questo non ti posso aiutare. No, No, ma c'è pure da fare, ormai basta. c'è da fare. Buona fortuna. Ma come buona fortuna? Aspetta, prima di andartene. Almeno posso sapere chi sei. Tieniti forte. Ciccio, sei tu. Ma che stai dicendo? Ciccio, sei tu. Io questa scena già l'ho vista. È un flashback. Ti conosco. Sei Ciccio Caputo. Ma che ciccio che ha avuto? Ma non Questa scena l'ho già vista. è... Eccomi qua. E non si vede. Chi sei? Scusa, no, che oggi faccio un po' più freddo. Salve. Michele. Ma come Michele? Ma che ci fai? Non sapevo che fare in questi giorni, sinceramente. Sono impegnato un po' nel sociale, la tua mi sembrava una buona causa. Però ti ho aiutato, dai. Ma è un sogno. No, che sogno, cioè come faccio a dimostrarti che non è un sogno? Ah, mi fai male. Non è un sogno. Ma Michele, ma che ci fai qua? Cioè, perché stai facendo sta cosa? No, a parte dover accumulare un pochino di soldi, un momento difficile, un po' per tutti, sapete? E... Ma ora non ho capito, ma quindi ora non ho capito, non mi aiuti più veramente. Ma io ho dovuto mollare perché questo abbigliamento era un po' cioè siamo a giugno, un maglione di lana, classe montagna, sinceramente non era il caso. Non fa niente, vieni a piare una cosa con noi, calmi, a vabbè, mangiare. sì, tra l'altro ho scelto questo che è un gran locale. Ah, l'hai scelto tu? Sotto suggerimento di Gaetano. Mamma mia, ci siamo. Vediamo un po'. Gaetano, Giova, sei arrivato. buonasera. E io già sapevo tutto, avevo già capito tutto. Sveglio, troppo sveglio. Ciccio Caputo. Ciccio, buonasera a te. Accoglienza dopo, ovviamente. A me. So che tu non bevi. Bravo. Lo sai o l'hai pensato? No, vabbè, l'ho pensato. Si vede. Rossa, bionda. Ora perché hai portato questa bottiglia? Per mangiare un po' insieme, no? Ma ci sta, no? Dai, siediti, Giova, vieni, accomodati. Bene. Giova, mettiti là, Giova. Fammi dov'è? Sì. Vieni qua, Giova. Vicino a Ciccio. Anche se Ciccio non è abituato a stare in banchina, poi queste cose fosse. Lo so, me ne sono accorto dalla carriera. Allora tu, Anche perché che dopo la partita di stasera, non lo so, cioè, bisogna rivedere un attimo. Vabbè, non sono i tuoi livelli, Ciccio. andiamo avanti, Gio. Io penso che hai capito perché sei qui. Dici tu, dove ti senti forte? Bere e mangiare. Bere e mangiare. No, sicuramente berremo e mangeremo, questo è fuori discussione. Però sai bene che nel percorso che stiamo facendo, tra le varie challenge che avevo pensato, ce ne poteva essere una simpatica, cioè quella di immedesimarmi per un attimo, anzi per un po' di tempo, devi essere Gaetano Filiero. È una parola. Sicuramente sarai più efficace, più bello e più simpatico di me, senza occhiali, però ecco, per vedere nella tu cosa avresti fatto al mio posto della carriera di Ciccio e come poteva essere il tuo rapporto con Ciccio. Che ne pensi? Mi piace, è una bella sfida. Da dove partiamo però? Da dove è partito Ciccio? Però Ciccio è partito da lontano. Molto certo, lontano. Ciccio è partito da molto lontano.
Però lui ha fatto tutto un percorso particolare, nel senso è uno dei pochissimi giocatori arrivati in nazionale che pensa non ha fatto settori giovanili in club professionistici, ha fatto una vera e propria gavetta, come abbiamo detto in passato. Quindi a volte ci possono essere dei giocatori che hanno fatto un percorso diverso rispetto agli altri. Ciccio, le categorie dove hai giocato, dove sei partito tu? Io sono partito dalla seconda categoria. Hai capito? Seconda, Quindi, prima, promozione, eccellenza, C2, Serie B, Serie A nazionale. Pensa a tutte le categorie che io scrivo sul giornale, perché io sono anche un giornalista sportivo. Già, non iniziare a fare ricette cosa. Vabbè. Perché lo sai che la confusione è quella che non mi piace, quella che non devi fare, Gio. Vabbè, però comunque conosco queste categorie. Ma questo per darti anche a te degli spunti, perché a volte può succedere, non è frequente, che c'è però quel giocatore che, ecco, ha bisogno di un percorso diverso rispetto ad altri. Lui è il caso lo manda. Certo, Ok? certo. Come devo vedere io dove l'avrei mandato, insomma. Allora però ti dico, dove l'avresti mandato? Per esempio, sai che ci sono dei momenti di un calciatore che sono dei momenti importanti, no? Sai Ciccio di dov'è? Sai. È un tramonto. Perché lo conosco bene. E quindi lui, diciamo, è stato nel Bari a un certo punto, Esatto. partiamo dal primo club Sì. importante che lui ha fatto, fa un'annata, ecco, buona, giusto? No, Ciccio, che anno era? Era 2008-2009. 2008-2009, nel Bari di mister Antonio Conte. Quindi guarda il caso. Guarda un po'. Quindi pensiamo, torniamo in me, cerca di medesimarti in me. Ok. Quindi 2008-2009, io avevo 30 anni. Come me adesso. Guarda, hai visto? Guarda. Ciccio aveva Io avevo 20 anni. 20 anni. Lui nel Bari, che è di Bari, termina la stagione con... Noi Cattaro in C2. Ho fatto 10 gol di Serie B e abbiamo vinto il campionato di Serie B a Bari dopo 30 anni. Quindi capisci un po' che cosa dovrebbe succedere. Siamo a fine anno, siamo a fine anno. Ecco Ciccio, parliamo come se fosse successo. Ti ricordi che c'era un'altra squadra che ti voleva? Sì, siamo a fine anno, c'erano altre squadre che mi volevano e c'era anche il Bari comunque in Serie A. Io ero vincolato contrattualmente con Bari e con Gaetano ci siamo confrontati e abbiamo deciso di capire qual era, diciamo, il ruolo migliore in quel momento per me, per correre, diciamo, la carriera, no? Potevo anche benissimo dire a Gaetano, io voglio rimanere a Bari in Serie A, perché siccome c'è sempre stato un rapporto di, prima che tra giocatore e procuratore c'è stato un rapporto di stima e di rispetto, lui mi fa: guarda, secondo me Ciccio in questo momento tu hai bisogno di fare. Hai bisogno di fare? E questo io lo devo dire. Bravo, però che deve fare? Cosa dovevo fare? Secondo te? Allora, è un giocatore... Io dopo quell'annata là. Allora, un giocatore di 20 anni sta nella sua squadra del cuore, no? Perché poi pensa è una delle squadre del cuore, no? Sei nato là. Io l'avrei mandato in una squadra a vincere il campionato. Giovanni caro, errore, ma non... Alla prima. Perché l'errore? Perché lui in quel momento aveva bisogno di continuare questo percorso, no? Doveva crescere ancora. A prescindere di andare a vincere il campionato, dovevo fare esperienza ancora in Serie B. Per farti ancora di più le ossa. Esatto. Ma non questo significa che devo andare in una squadra a vincere il campionato. In quel caso bisognava dare continuità a quello che stava facendo un giovane importante, capito? Quindi ci voleva una piazza che gli desse la tranquillità, la serenità, perché questa è la prima cosa che deve conoscere un procuratore, cioè sapete cosa ha bisogno un calciatore per esprimersi al meglio. Quindi in quel caso si scelse, dopo 1000 peripezie che non stiamo, di andare al Lentello, Ah, ok. che era una piazza giovane, serena, stava Più tranquilla. che logicamente a fine anno lui fece Capocannoniere. Della squadra, sì, arrivai secondo nella classifica mercato. Feci 17 gol e ci salvammo con 10 giornate d'anticipo. e quindi Gio a quel punto era il momento giusto per E per mandare una squadra a vincere il campionato. quello ci vorrebbe veramente Errore. E siamo a 2, ma com'è possibile? Allora, ha fatto il primo anno, ha fatto bene, ha fatto 10 gol più o meno. Sì. E il secondo anno 11, il secondo anno 17. ci va il momento di Arrivare a 25, 30. quindi quando tu fai questo, vedi, questo è importante fartelo cioè io ti voglio aiutare, cioè io te l'ho spiegato già prima, hai fatto 18 gol, o poi devi continuare perché altrimenti rischi di Bruciarti. bravissimo. Proprio questo il discorso. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Quindi È una squadra simile. Siamo rimasti lì l'altro anno. Ci sta. E cosa abbiamo fatto dopo? quindi poi dopo logicamente finisce
quindi che hai fatto 18 gol, importante, continui a fare così, a quel punto la Serie A diventa E diventa la meta a cui puntare. subito, giusto? Sì. E là hai sbagliato di Capite già? Cioè, sto cercando di mettere Gaetano, ma mi chiamo Giovanni, non Gaetano. Vedi, altrimenti, vedi, guarda, ma è difficile. però pure poi c'è due possibilità di. Ma io 50 e 50, non ho fatto vedere che Sì, non sono proprio stato sciarpo. bravo, pure a Ma scuola. poi è iniziato bene la giornata che birre e cose. Ma a proposito, Secondo me è arrivato pure il momento che un pochettino vi bevete qualcosina pure, no? no, poi mi stai ponendo davanti un caso effettivo di un giocatore che io ho apprezzato tanto nella sua carriera e quindi ci sta a farmi capire poi quali sono gli errori da non fare. Lo sai che una gigante l'ha portata, tu non sei un ragazzo. Perché non? È perché io bevo solo birra Pagnotta. certamente. Questa è una deformazione professionale, penso che la so pure versare, guarda qua. Per non far fare troppa schiuma, diciamo. Anzi, deve fare la schiuma la birra, errore. Ah, pure l'errore con la tu preferisci rosso o... Uguale. Ah, metti a rossa. Allora io la conosco bene, non è che la devo assaggiare. Vabbè, però vai, fammi sentire, vediamo se ti mette un po' di cervello la birra. Cosa succede? Lui fa il secondo anno, quindi si va in Serie A dritto, abbiamo detto, si va dritto in Serie A? No. Bravissimo, nonostante ci fossero 2 o 3. Qua bisogna fare una scelta. Importante? No. Perché ci stavano delle squadre di Serie Qua A che ti bisogna fare volevano. una scelta. Ponderata. Sia di un progetto. Trovare una Una big, una squadra che comunque ti mettessi al centro del progetto. di Serie B che ti può portare In Serie A, sì. Che magari ti porti tu con... Sta facendo effetto, Sta facendo effetto. Questo sapevi? Il mio antidoto. Sta bella. Era vero prima. Quindi vedete, prendi e logicamente a quel punto ecco, succede che Ciccio ha una serie di richieste che ha fatto un equatore, eccetera. Tra Empoli e Parma, diciamo la scelta su dove andare, no? Sì. Tu dove saresti andato? Vabbè, io c'avevo gli aiuto. Dove saresti andato? Dove sarei andato? Parma però pure una bella meglio, piazza. dove? Dove l'avresti mandato? Esatto. Bravissimo. Parma pure una bella piazza. Ma non mi ricordo quale anno era quello là del Parma. Che anno era? Cioè, che anno è questo qua della scelta tra Parma e Empoli? Perché come stagione 2018-2019. Vabbè, comunque Empoli, dai, ci sta, una bella piazza, dove hai fatto la storia per fondamentalmente. Però quella scelta, quella è stata quella più difficile. Quella è stata più Perché difficile. c'era il Parma spingeva e... Proprio quello è successo. È successo che il Parma spingeva, noi avevamo l'Empoli e proprio in questi casi poi vedi il rapporto tra il giocatore e il procuratore. Perché se magari il procuratore no, non è una cosa, il perché giocatore in non è quella, un'altra. in quella situazione c'è stato un momento di, non dico di confusione, ma diciamo quasi confusione e io ero con Gaetano e gli ho detto Gaetano ascolta, io mo vado via, fai te, io ho fiducia in te, chiamami e io poi vengo a firmare dove trovi l'accordo te, non io. La scelta viene condivisa e viene fatta la cosa che uno reputa migliore per entrambi. Poi ci vuole la componente, la fortuna, le cose, per l'amor di Dio, c'è una serie di situazioni sì. che devono. Che poi magari a Empoli non andava bene, che facevi? Però ti sei fidato, Certo, ti sei fidato del tuo uomo. Quindi poi dopo, perché tu è vero che la sai, però magari qualche passaggio lo puoi. L'anno dopo, che cosa fece Ciccio l'anno dopo? C'era tutta la serie che lo voleva, che fece? Bella Che avresti domanda, fatto? non mi ricordo. Cioè, quindi tu che avresti fatto? Io non l'avrei fatto rimanere di nuovo a Empoli. Oh, la prima risposta È stato promosso. Oh, Ma come fa? Questa l'ha passata, l'ha Come fa? Secondo me ne bevi più. Oppure no. per esempio, come fa? sto migliorando. No, Ma vabbè, secondo no. te perché stai migliorando? Perché tu quando bevi fai contare quello che pensi e quindi tu stai Sto ubriaco. stai proprio. No, l'avrei fatto rimanere là. Perché comunque si era capito, adesso sì, più o meno la so la storia, ma la ricordo che sono proprio gli anni che ho vissuto proprio a pieno il calcio. Comunque era stato messo al centro, come dicevo prima, del progetto. Dicevi Empoli, comunque dicevi Ciccio. È diventato poi iconica la sua esultanza. Non mi posso mai dimenticare al Fantacalcio, stava pure Manfredi, Domenico. Ma non mi posso mai dimenticare, stavo in squadra con lui al Fantacalcio, te lo giuro, facemmo i pazzi per prenderti a 89, ti prendemmo una clip andò virale perché facemmo i pazzi, quindi so cosa voleva dire avere Ciccio in squadra. E quindi poi dopo, per venire un pochettino più velocemente, quindi poi dopo sai tutte le altre scelte che sono state fatte perché logicamente ne sei a conoscenza, però poi per esempio la scelta importante fatta da Ciccio, così può dire ecco, che è stato quello che poi dopo l'ha portato alla conoscenza del mercato totale in Italia perché è diventato un goleatore importante che l'ha portato in nazionale, è stata quella con No, Maggio Pezzi. Il Sassuolo, madonna mia. Eh, Guarda, te lo giuro. Fantacalcio, Il Sassuolo, madonna. eh, No, stavo sudando. stavi sudando. Comunque non è facile parlare con Ciccio al fianco. Oddio.
Ma Cioè, mi stai mettendo... Cioè, tu... Molta pressione. Beh, allora, il percorso che mi stai facendo fare è un percorso che ho voluto fare prima io, mi sono affidato a te, però comunque mi stai mettendo alla prova, No, come ma secondo tu me mai nessuno la fa, mi stai mettendo davanti dei colossi. Però ti dico, quindi alla fine, ipoteticamente, la cosa più importante da porre a un giocatore, qual è dinanzi alla propria scelta quando c'è un allenatore a volte che ti dice vieni da me o c'è una società che è anche più blasonata e che economicamente accontenta sia te che il giocatore? Questo, sono questi giocatori. Giusto? Vedi Giovanni? No, non è questo. Giovanni, non deve essere questo la scelta principale, è la progettualità, perché la progettualità ti porta in un secondo momento. Servono dopo i soldi. Non li devi pensare proprio. Se metti a primo piano quelli, sbagli strada. Soprattutto quando se vuoi portare da te un qualche giocatore, sbagli strada. Ora magari i tempi sono cambiati, ma prima non si è mai parlato di soldi tra me e Gaetano, mai. Oggi abbiamo fatto un discorso un po' più, diciamo, diverso, no? Perché questa sai cos'è? Questa è vita vissuta. Questo qua tu sai, io ti ho detto che comunque lo studio nel nostro lavoro è fondamentale, cosa che devi fare. Però questa poi è l'esperienza di vita e la quotidianità, che è la cosa più complicata da fare. Solo l'esperienza poi ti fa crescere man mano, negli anni, nel tempo. Se vai a vedere, ti ripeto, quelle volte che è zeccata la birra secondo me. Però ecco, La svolta è stata la B. la svolta è stata la birra. Però ti dico, ecco, quindi io credo che tu ora abbia un po' le idee più chiare. Ti rendi conto che il percorso per poter provare, ecco, a fare questa attività è ancora molto lungo È in salita. e soprattutto in salita. Forse questa è la cosa che mi detto oggi. Mi ha fatto due bicchieri, dall'emozione che hai risposto tu bene mi sono emozionato. Quindi voglio fare un attimo una valutazione su quello che siamo detti ora, questo che ho visto, su come ti sei comportato, su come ti sei, ecco, relazionato con Ciccio e poi dopo vediamo, insomma, eventualmente come continuare, insomma, in un'eventuale ipotetica ulteriore challenge che potremmo fare. Va bene, allora per me è già stato un onore stare qui a parlare con Ciccio della sua carriera. Piacere mio. E io sono pronto, cioè, a sbagliare ancora per crescere. Ma questo deve essere lo spirito deve essere questo qua, non bisogna mai mollare, va bene? Assolutamente. Ok? Poi, come al solito, dammi un po' di tempo e ti faccio sapere. Va bene. Ok? Va No, bene. sei ospite mio, vai tranquillo, prendo gli occhi. Meno male. Siamo alla canna del gas. Ciao Giovanni, è stato un piacere. Bocca al lupo per tutto. A te.